Per superare la fase di stallo nella trattativa spunta l'ipotesi di un nuovo incontro tra il capigruppo Dem e Grillini in Parlamento. La Lega spera che il tavolo salti, ma un accordo su un altro esecutivo giallo-verde è complicato. Se un governo giallo-rosso deve essere, qualcuno deve inevitabilmente fare un passo indietro. La giornata di oggi sarà decisiva nella trattativa tra Movimento 5 Stelle e PD. Per il momento Zingaretti non accetta l'idea di Di Maio di rivedere Conte Premier. Adesso i due schieramenti aspettano che sia l'altro a fare la prossima mossa. Il segretario Dem si trova nella sede del Nazareno e aspetta segnali da Di Maio. Quest'ultimo è arrivato a Roma e dovrebbe anche incontrarsi con Salvini, a dimostrazione che il forno con la Lega è sempre rimasto acceso, anche se una nuova intesa è difficile. Ecco allora che l'ipotesi di un governo Movimento 5 Stelle PD resta in piedi, con Zingaretti che potrebbe cedere su Conte in cambio di ministeri pesanti. La clessidra di Mattarella si sta esaurendo. Entro domani il capo dello Stato aspetta risposte definitive o sarà voto. Giuseppe Leone, linea allo studio. Sentiamo l'analisi di Gianluca Passarelli, docente di Scienze Politiche all'Università La Sapienza di Roma. Io credo che tutto sia nelle segge mani del Presidente della Repubblica, il quale in maniera inequivocabile, netta, ha segnalato che non si può tornare a un discorso pre-7 agosto perché i due partiti legittimamente hanno deciso di interrompere l'azione di governo, però facendolo in maniera brusca. Questo è difficilmente compatibile con una nuova operazione Lega Movimento 5 Stelle, per cui io vedo la possibilità di un accordo tra PD e Movimento 5 Stelle, ovvero il ritorno alle urne. Ultimo giorno del G7 di Biarritz in Francia. A chiudere sarà l'inedita conferenza stampa di Macron e Trump. Temi in primo piano: dazi, Corea, Iran e poi, lo sappiamo, l'Amazzonia. Giuseppa Saputo, 78 anni, è morta ieri sera folgorata da una scarica elettrica mentre stava facendo la doccia nella sua abitazione a Ballestrate, a Palermo. L'anziana è deceduta probabilmente per il mancato funzionamento dell'impianto salvavita. Il primo ministro israeliano Netanyahu ha ordinato al proprio ufficio l'approvazione di un progetto per la costruzione di 300 nuove case ad Olef in Cisgiordania, nella zona dove venerdì scorso un attentato ha ucciso una ragazza israeliana di 17 anni. L'indice IFO, uno dei principali barometri dell'economia tedesca, scende ai minimi dal novembre 2012. È tutto, grazie per l'ascolto. C'è un paese che offre a chi ha perso tutto una nuova, fragile, coraggiosa possibilità. È l'Italia dell'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È il paese dei progetti realizzati. Scoprili su 8per1000.it. Sagre dal Fricco a Fraelacco di Tricesimo, da venerdì 30 agosto a domenica 1 settembre. Pesca gastronomica, mostra dei lavori artigianali, l'originale fricco di Fraelacco, sia di patate che friabile e grigliate di carne. Si balla ogni sera e domenica 1 settembre, cucina aperta anche a pranzo, pomeriggio dedicato ai bambini. Vi aspettiamo a Fraelacco di Tricesimo, da venerdì 30 agosto a domenica 1 settembre. Andiamo? Siamo, Lorenzo, senti, vado. Spazio Sport. Spazio Sport. Questo programma è offerto dall'Hotel Sava di Rogasca, il centro termale dove la salute è di casa. A volte ritornano, come si dice in gergo, e noi siamo qui tornati insieme con voi da Radio Spazio e insieme con il streaming di Tutto Udinese per vederci, per parlarci, per capire che cosa sta succedendo all'Udinese, perché abbiamo visto ieri una vittoria fuori dal tempo, no? Una vittoria che nessuno si aspettava, o perlomeno tutti la sognavano, però insomma l'importante è capire perché è venuta e come soprattutto è venuta questa vittoria, perché l'Udinese ieri è stata
non ho visto l'Udinese, ho visto una squadra. Bravo. Ecco, e questo mi ha riempito di gioia. E il godete friulani lo possiamo dire forte adesso, oggi, anche ieri. Approfittiamone. C'è tutta la band pronta per parlare, per sentire i vostri commenti e anche le vostre impressioni che noi abbiamo qui sott'occhio, e io ve li presento. Naturalmente comincio dal più giovane questo giro, dall'innocenza, Mattia Meroi. Buongiorno a tutti, buon campionato. Non sono sicuro se lui è il più giovane. Ah, sei tu, Davide Marchiol. Buongiorno a tutti. Good morning. Non sono sicuro che lui sia il più giovane. Tu sei il più vecchio comunque. No. No, vabbè, insomma, lasciamelo dire, insomma. Ernesto Bozzo. Buongiorno. Elio Meroi. Ciao a tutti. E il professor Pontoni. Grazie. Io oggi sono sorridente, contento. È la prima volta che, dicevo prima, è la prima volta che ho visto Stefano Pontoni allo stadio con un sorriso magnifico, quasi da reclame dentifricio. Beh, senti, è stata una giornata di quelle che non ti aspetti, di quelle che ti fanno uscire con la gioia dallo stadio, perché al di là di tutto, al di là del risultato, non è che è stata una partita che tu hai vinto per un episodio, per un qualcosa. No. L'Udinese ieri ha fatto un gioco, ha creato una ragnatela, ha fatto correre quelli di Milan. Andiamo in ordine. Allora, diciamo subito scusa, che Lorenzo, io adesso non vorrei dire, non è che cambiano le stagioni e non parliamo più delle cose importanti. Appunto. No, aspetta un attimo, dammi un attimo questo di break asse e poi. Qui è interessante, Sì, ecco, l'asse Marchiol Bozzo oggi credo farà fuoco e fiamme, però prima di fare fuoco e fiamme stiamo un po' sull'acqua quieta, no? No, ma lui voleva parlare oltre Manica. Sì, ma se c'è vabbè, ma mettiti la giacca. Lorenzo, una cosa insomma. sola Allora, voglio dirti. sì. Io sono una persona molto sensibile, no? Al di là di aver goduto per questa vittoria, sei stato bene, in fondo al mio cuoricino c'è stato, ho sofferto, ma sì, per un amico, perché io sono, guarda, veramente un amico. Ho pensato a te, sai, di Pinocchio, per quello zero là, siccome anch'io sotto sono un po' Watfordiano. Vabbè, fate come ho visto io voglio zeretto solo analizzare un attimo la il mio partita amico dell'Udinese. Ernestino, che io voglio tanto bene. Elio sta buono, Elio sta buono. È incredibile, gli hai chiesto 20 volte di stare zitto e non sta zitto. Ci sono 7.000 persone che ci ascoltano e ci vedono, quindi stai calmo. Allora, sei abituato a vincere. Allora, non fa come dai, su, per favore. L'Udinese ieri, sia chiaro, leggetelo sui giornali, magari qualcuno scrive che il Milan ha perso, invece non è assolutamente vero. Il Milan abbia perso? No, scrivono il Milan ha perso, non che l'Udinese ha vinto, diciamo questo è il concetto. Ecco, vabbè. Comunque l'Udinese ieri ha giocato una signora partita, ragazzi. Abbiamo scoperto Beccao, che non è da scoprire perché insomma uno che ha giocato col CSKA, ha vinto i campionati, ha fatto la Champions League, è andato a Madrid, ha battuto il Real Madrid, è uno che un po' di esperienza ce l'ha. E comunque ieri si è visto soprattutto non solo per il gol, attenzione, bellissimo, ma soprattutto per come si è comportato in difesa. Lui e De Conga hanno fatto i falegnami, hanno messo lì proprio due morsetti e non hanno fatto passare nessuno, tanto che, lo ripeto, se qualcuno non lo sapesse o lo volesse ricordare, che il signor Musso non ha fatto una parata, il che significa per contro che il Milan non ha fatto un tiro, tiro in porta. 6 tiri in porta a 0 la statistica ufficiale. Sì, ma nello specchio della porta parlo, sì, ma cosa hai visto tu ieri? 6 tiri nello specchio della porta? Per noi, sì. Polemizza già, cioè guarda. È tornata la Serie A, ragazzi. Fofanà l'ho visto degno di un non so, pensavo che ci fosse un esorcista perché era indiavolato. Guarda, veramente, ma corso. Mai visto un Fofanà così. E è riuscito a dare anche belle piano palle. Andiamo in ordine, dopo mettiamo tutto sul piatto e dopo ne discutiamo. Jaialo superstar, insomma, miglior regista della Serie B dell'anno scorso. Premio meritato. Jaialo premio meritato. Benissimo. Samir incredibile, non ha fatto passare. Striger Larsen oltretutto secondo me ha giocato un'ottima partita, perché io non ho mai visto una delle tante discese che conosciamo di Rodriguez, non ha superato mai la metà campo. Diciamo che Rodriguez è un po' di anni che non supera la metà campo. No, lasciamo perdere, su che lui va. Sai, seguendo poi, io un po' anche il Milan. Un attimo solo, fermo.
volevo analizzare un po' la squadra. Una squadra che andava sull'uomo, sul portatore di palla, faceva pressing, creava le linee di passaggio fra gli avversari, si proponeva. Persino lo stesso Mandragora ha dimostrato anche delle qualità tecniche che io non conoscevo. Non aveva mai dimostrato fino ad oggi. Esatto. Dinamicità, certo non ha la velocità che può avere Lasagna, ma non si può pretendere tutto, insomma. Però è andato alla conclusione, lui, Fofana, lo stesso Lasagna, che qualcuno dice ma è stato un po' così, no, Lasagna ha corso come un pazzo ieri, è andato a pressare in avanti, indietro, ha avuto quel colpo micidiale sul quale Donnarumma ha fatto davvero un miracolo, era il 2-0, ricordiamo questo, attenzione. Insomma, lo stesso Pussetto, che forse non era nella sua migliore giornata magari, ma si è adoperato a favore della squadra, diciamo, perché ieri ho visto una squadra, si è adoperato a favore della squadra. E la domanda, poi uno si domanda, perché non ha giocato De Paul? Ecco, però questo lo lascio a voi, perché alla fine l'ha fatto intuire Tudor che è stata una scelta tecnica, questo ha detto, benissimo. Però insomma abbiamo battuto il Milan, ragazzi, siamo primi in classifica, voglio dire, insomma. Quindi salutate la capolista. Siamo primi in classifica pari in merito a quelle altre tre, perché la differenza è uguale. Vabbè, comunque siamo primi in classifica, dai, giochiamoci un po'. Diciamo così, siamo nel blocco delle prime. Lorenzo, ecco. Senti, allora. Adesso dite quello che volete. Io ho detto quello che penso. No, prima per me è stata un Udinese da 8 in pagella. Perfetto, diciamo. Benissimo, prima le news però importanti. E sopportiamo anche queste. Avanti. Per me ieri è stata una giornata tristissima, perché provenivo dal sabato dove siamo riusciti a fare l'unplane e devo dire la verità, ho ricevuto un sacco di messaggi dalla Gran Bretagna, dai miei amici, dai miei fratelli tifosi del Watford, arrabbiati. Anche Arci mi ha scritto, mi ha fatto scrivere le cameriere naturalmente, perché contestano il fatto che sono stati messi. No, infatti hanno preso solo un giocatore da 35 milioni. I prezzi sono 3 volte quelli italiani, quindi è un giocatore da 10 milioni. Esatto, uno scarso, cioè 10 milioni il giardiniere lo pagano, e io devo dargli la solidarietà, perché senza fare mercato anche a Londra non puoi vincere. Certo, hanno ricordato tutti che l'anno scorso i poteri forti ci hanno rubato l'FA Cup, perché sappiamo tutti com'è andata. Come tutte le partite che finiscono 6-0. Sì, no? esatto. Con quei rigori. No? La tristezza. Dagli un taglio. No? E io sono triste. Sono vicino. Certo, sono molto la società subalterna, no? Quella che prende i resti, no? Dal Watford, ha vinto. Quindi in linea teorica adesso noi saremo la capogruppo. Ci siamo ingegnati. Ernesto, scusa una cosa, ma Oddo è stato contato. Andiamo in ordine, perché dice Igor Tisotto, l'avevo visto prima, dice forse De Paul già venduto, ecco, allo stesso Milan. No. E anche Fofana. Lorenzo, mi inserisco io, dopo come dire, la rubrica d'oltremanica del Sir Ernesto Bozzo, in la polemica. Quindi Elio è pregato di stare in silenzio. Ma dopo ti rispondo, però, chiaramente. Poi potete fare quello che volete. Hai facoltà. Punto primo, un salutone a Jacob Jankto, che in una Sampdoria scoppiettante e fortissima, che ha bisogno di un centrocampista, è riuscito a stare in panchina. Riesce a essere una prima scelta anche a Genova. L'avevamo già dimenticato. No, primissima scelta. In panchina lui fisso. C'è proprio il nome scolpito. Secondo punto, mercato. Pur avendo a Genova dei grandi alberghi, però. Sì. Secondo punto della polemica di oggi, un salutone alla questa bella mattinata che mi offre un De Paul alla Fiorentina per 25 milioni più 5 di bonus. Si parla di un possibile inserimento di Simeone come contropartita tecnica, ma sembra molto complicato. Più Benassi, però attenzione, altro angolo, non è finita il punto 2. Fofana cerca casa a Torino, quindi direi che l'avete sempre criticato. Ho chiesto un attimo, Fofana chiede cerca casa a Torino, quindi direi che la trattativa per andare al Toro, se non è in fase avanzata, poco ci manca. Da qui appunto, come diceva Stefano, la voce di un inserimento di Benassi come contropartita, quindi a 10 giorni dalla fine del mercato sono molto contento di perdere 2 titolari fissi.
Terzo punto della mia polemica, al gol di Beccao credo di non aver mai esultato così tanto allo stadio Friuli da un po' di anni a questa parte, perché come ricorderà anche Stefano Potogni gli sono volato sopra. Sono finito che brutta scena. Sono finito sul sedile di Franco Cazzani. Che è meglio non averla vista. Sì, ancora i capelli dritti, guarda. Però ho esultato di più al gol di Zigoni contro il Carpi, perché con quella tripletta ci ha salvato la vita, oserei dire. Ho urlato talmente tanto che mi sono beccato una bronchite, quindi chiederei a tutti i miei fan tutti i miei fan che so che essere migliaia, per favore, se volete farmi un regalo, una maglia di Zigoni per farmi contento. E Dudley? È la polemica. E Dio. Scusa, non ha neanche finito che tu già lo bastonavi. Ma sì. Scusa, allora detto questo, parola agli esperti. Facendo il sunto, praticamente De Paul, che tra l'altro non è andato a festeggiare la vittoria stranamente ed è andato subito negli spogliatoi, dovrebbe andare. Paul ha sì, sbaraccato casa da un paio di settimane, esatto, quindi ha i cartoni già preparati. Io mi auguravo che lui tornasse a disemballare, rimettesse le cose nei suoi armadi. Probabilmente adesso farà il trasloco, mi dispiace. Quello che dico io è: non può andare via De Paul, e non si può pensare soprattutto che una vittoria contro Milan possa bastare per pensare che senza De Paul si può stare lo stesso. Qualcuno sentivo allo stadio che diceva, sentivo ieri qualcuno allo stadio che diceva la squadra sta giocando bene proprio perché non c'è De Paul. Si è visto. Entrato e poi abbiamo segnato. Ma va bene, senti, ha segnato al di là del cross dal calcio d'angolo. No, De Paul non può. De Paul è l'unico. Allora, al Milan c'è un De Paul. No, De Paul è una cosa rara che pochissime squadre in Serie A hanno. Quindi è un giocatore che, se perdiamo, va sostituito con un giocatore all'altezza. Non troveremo un altro De Paul. Ma se non ce n'è, allora cosa dici? Di qualità non troveremo un altro De Paul, non ce n'è, ma troviamo qualcuno che possa in qualche modo darci qualcosa in più. Non tutte le partite si vinceranno chiudendosi dietro e alle poche folate trovi il gol. Bisogna avere qualità di gioco. Ieri la qualità, su tutto il bene che c'è stato all'Udinese, io sono il primo, oggi l'ho scritto, partita impressionante tatticamente soprattutto, però l'unico ieri ad avere un po' di qualità nella costruzione del gioco è Jaialo. Per il resto nell'Udinese non c'è qualità, serve un giocatore di quel tipo lì da mettere vicino a tanti che corrono e che macinano chilometri. Allora a me dispiace, ragazzi, no? Perché io sai, Torresenti manda la maglia di Zigoni. Grazie. Prima dopo contattami in privato per l'indirizzo per la spedizione. Allora, tra ieri sera e oggi, girando nei vari locali così dove ho amici, no? E c'era una certa euforia, un certo entusiasmo da parte dei tifosi dell'Udinese che hanno vissuto una bellissima giornata, no? Allora a me sarebbe piaciuto oggi continuare e chiudere magari domani, no? Continuare a parlare di questo entusiasmo. Non puoi, cioè quando hai un momento da Scusa, ma non prendertela con noi. Non te la prendo. Ma te la prendo come perché siete negativi. No, ma guarda che io non l'ho venduto De Paul e Fofana, per quanto allora, prenditela con altri. Ma guarda, posso dirti una cosa. Per quanto sei contento mi è piaciuto. Guarda, mi dispiace, non ne moriremo, perché senza guarda che io sono sereno. Comunque io dico, quando è da poter vivere un momento di gioia, viviamolo un attimino, parliamo delle cose positive, perché io ieri ho visto una squadra, quello come l'ho vista io, l'hanno vista in tantissimi tifosi, una squadra finalmente, perché ieri sono stati talmente precisi nei passaggi, soprattutto nello stretto, che hanno fatto correre il Milan come pazzo quando i milanisti sono venuti a un certo punto a pressare l'Udinese. Ma questo non vuol dire che tu puoi vendere De Paul e pensare di star senza. Io parlo di fatti successi. Io voglio sperare che abbiano un sostituto se lo vendono. Va bene, allora io dico, quando l'avranno venduto De Paul, quando avranno venduto Fofana, ne parleremo. Mi pare che il sostituto... Io parlarne adesso già che è stato venduto, che è così, cioè per creare una polemica. Scusa Elio, ma cosa stai dicendo? Dobbiamo fare anche siamo giornalisti, diamo notizia. Va bene, allora senti una cosa. Ok, allora senti una cosa. Allora ma prenditela con chi lo vende. Ma io non me la prendo. Ma scusa, ma so che tu hai zero classifica, sei ma non prendertela neanche con loro, perché sennò vi dico che c'è il sole fuori e che sabato pioveva. Ma di cosa parliamo? Un attimo, scusate, abbiamo Tiziano Crudeli al telefono. Pronto Tiziano? Ciao, buona giornata a tutti. Ciao, ma pensavo che tu fossi in pellegrinaggio oggi, comunque mi fa piacere sentirti.
Anche a me fa piacere sentirti. Grazie. Nonostante la partita del... Ma che cos'ha questo Milan? È stata forte l'Udinese, diciamolo, ma il Milan che non riesce a fare un tiro in porta. Cioè, è allucinante. Ti rendi conto che dopo un mese e mezzo di 6 partite giocate, prima questa prima partita del campionato, non ci sono ancora le idee chiare. Ma infatti... Paolo aveva magnificato Suso dicendo trequartista è un campione, compagnia bella, adesso rinnega anche Suso, sì. Perché Suso ha dimostrato di non essere il trequartista di cui lui si aspettava un rendimento. No, ma soprattutto ieri ho sentito la conferenza stampa di Giampaolo dicendo che ancora gli attaccanti non hanno capito quello che lui vuole. Cioè, questo mi ha preoccupato. Ma ce n'è un altro, dice, io non conoscevo Leao. Ma come non conoscevi Leao? Esatto, ha detto anche quello. Neanche non conoscerlo, ma i filmati, i resoconti, chi l'ha acquistato. Cioè, voglio dire, non è concepibile che un allenatore non conosca certi giocatori acquistati pagandoli 30-35 milioni e non sappia utilizzarli, non sappia inserirli, anche se sono arrivati da poco. Comunque, onore al merito all'Udinese che ha meritato ampiamente questa vittoria. Ci fa piacere, però detto da te, guarda, è come una pietra miliare, insomma. Però mi ha meravigliato. È l'evidenza dei fatti, signori, quindi. Sì, però meravigliato, lo dico anche per i tanti milanisti che erano presenti allo stadio, di cui la metà erano anche friulani, diciamolo francamente. Ma ho trovato un po' imbarazzato Giampaolo, cioè, pieno di dubbi, pieno di incertezze, insomma, non l'ho capito, insomma. Giampaolo lo conosco da quando allenava il Treviso, insomma, quindi anche noi siamo rimasti allibiti, cioè non è concepibile. Ma anche le scuse che poi ha trovato fine partita, cioè non mi è piaciuto l'atteggiamento che ha avuto, cioè, nel difendere questa sconfitta, no? Cioè io dico sì. Beh, non è che l'ha difesa molto, insomma. No, ma il modo, secondo me, non l'ho capito, sinceramente. Ho detto, in uno che allena in una città come Milano si presenta alla prima conferenza del campionato in questo modo, cioè, io non sono tifoso del Milan, però dal di fuori ho avuto questa sensazione, se non mi è piaciuto. Penso che a Milano non abbiano preso bene quello che ha detto l'ha fatto capire Tiziano, direi di sì. Siamo rimasti tutti allibiti. Anche noi la sua conferenza stampa ci ha lasciato veramente allibiti. Sì, sembrava, ti dico l'impressione che ho avuto io, che sembrava fosse lì per caso. Veramente dispiace perché insomma il Milan è una squadra, insomma, che insomma ha qualche titolo da difendere. Io ho visto tutte le altre squadre, ho visto anche le altre partite, e quello che mi ha piacevolmente sorpreso è che sono stati fatti degli accostamenti con altri campionati tipo Premier League, perché questa prima giornata è stata caratterizzata da velocità di esecuzione, ritmo, intensità. Sì, ci sono state delle belle partite indipendentemente dai risultati. Ecco, l'unica squadra che secondo me ha giocato sotto ritmo è il Milan, e questo mi ha lasciato veramente male, perché si può perdere, puoi anche perdere. Paradossalmente, faccio un esempio, se mi consenti. Fossi un tifoso viola, indipendentemente dagli episodi eccetera, sarei comunque entusiasta della prestazione della squadra, perché la squadra ha giocato bene e poi ha perso. Invece io Milan ho perso contro l'Udinese senza fare neanche un tiro in porta. Cioè, voglio dire, paradossalmente posso anche perdere, ma devo dare tutto. Il fatto di non aver dato nulla è questo che è preoccupante, veramente preoccupante. Vuol dire che il signore allenatore non ha le idee chiare. Io per l'amor di Dio ho una grande considerazione di Giampaolo, perché con l'Empoli e con la Sampdoria ha fatto bene, però lui ha alle spalle nella sua carriera 5 esoneri e 2 dimissioni che ha effettuato lui.
Questo mi lascia perplesso. Però, comunque Tiziano, non voglio prendere le difese di Giampaolo, che è una persona che ma neanche io prendo le difese. Ma ricordiamoci da tutte le parti, anche da parte dell'Udinese, da parte delle altre squadre, che questa è la prima giornata di campionato, insomma. Sì, ovviamente. Ecco, quindi insomma non è che mancano 3 giornate alla fine, per cui... No, ecco. ma hai ragione. Ecco. È la prima giornata di campionato, quindi insomma diamo tempo al tempo, perché insomma non scaviamo già le fosse, insomma, ecco. Sì, però perdonami, sei il Milan con una campagna acquisti e con dei dirigenti come Boban e Maldini, cioè voglio dire competenti in materia. Tiziano, che hanno fatto acquisti a ragion veduta. Tiziano, ieri l'Udinese che impressione le ha fatto? Mi ha dato la dimostrazione di avere un'organizzazione di gioco buona, più che buona, davvero. Mi è piaciuta, ma non lo dico per piaggeria, lo dico perché sono convinto. E poi l'evidenza dei fatti, insomma. Al di là del risultato, l'Udinese, pur avendo avuto un possesso palla nettamente inferiore, ha creato più opportunità e poteva, con Lasagna poteva addirittura segnare anche il secondo gol. Esatto, grande. Quindi è una buona squadra, ma è stata un'impressione favorevole. Tiziano, io ti ringrazio, naturalmente bocca al lupo. Auguro al Milan un campionato diverso da come l'abbiamo visto. Anch'io me lo auguro, ecco. di tutto cuore. Soprattutto vorrei vederti esultare come solo tu sai fare. Va bene. È sempre un piacere vederla. Ti abbraccio, Tiziano. Un abbraccio. Ciao Tiziano. Bocca al lupo. Ciao, grazie infinite. Ciao Tiziano. Eccoci. Beh, insomma, è talmente evidente quello che è successo. Qualcuno dice abbiamo salvato le coronarie a Crudeli. Vabbè, anche lui si è reso conto. C'è la sterilità, no? Di un attacco. Comunque adesso a questo punto un attimo, tienila buona la cosa. Amici, non andate via, noi ritorniamo qui fra qualche minuto. Linea a Cristian, che saluto con tutto il cuore per averlo ritrovato. Posso dirlo ufficialmente la notizia? Fra qualche settimana sarà anche papà di una bellissima bambina. Complimenti Cristian, a te la linea. Anche su Radio Spazio ci si tiene in forma. Io sono Paola Valdinoci, nutrizionista, fitoterapeuta e naturopata, e ogni martedì conduco la rubrica Spazio Benessere. Tanti consigli su come mangiare sano, ricette e curiosità assieme ai miei ospiti. Spazio Benessere, il martedì alle 11 e alle 17. Torniamo in onda fra pochissimo. Torniamo in onda fra pochissimo. L'ufficio Renner Friuli è un'azienda per professionisti e fai da te, specializzati nella fornitura di colori e vernici per legno, edilizia, industria nautica, laboratorio all'avanguardia per la formulazione di prodotti a campione, staff tecnico qualificato a disposizione del cliente, consulenza anche presso sedi esterne. Colorificio Renner Friuli, via Baldasseria Bassa 286 a Udine. info@rennerfriuli.it, www.rennerfriuli.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Colorificio Renner Friuli è sponsor della trasmissione La pittura nelle chiese di Udine. Spazio Sport è un programma dedicato soprattutto ai tifosi. Puoi intervenire in diretta. Chiamalo 0432 51 26 61. SMS 335 1278 120. Email diretta@radiospazio.it. Spazio Sport. Siamo nuovamente in diretta, cari amici, da Radio Spazio per parlare dell'Udinese. Naturalmente abbiamo sentito Tiziano Crudeli, noto tifoso milanista, che ha confermato quello che avevamo detto fino a questo momento. Del resto ci voleva anche poco, tutto sommato. Volevo dire una cosa però, che ieri 2 immagini mi sono rimaste impresse e che voglio ringraziare perché ce l'hanno fatte vedere. Mihajlović in panchina, un uomo sofferente che è andato dalla sua squadra, uscito dall'ospedale con quello che c'ha, eccetera, e questo mi ha fatto piacere, veramente un'immagine
triste, direi, sotto certi aspetti, molto triste. Soprattutto vedere lui sofferente, no? Sì, molto triste, però è stata un'immagine fortissima, e io gli sono vicino moralmente, eccetera. È stato veramente importante. Poi l'altra cosa che volevo dire è che è semplicemente vergognoso, inaudito, che il calciomercato sia ancora aperto. Sono d'accordo con te. Dillo a Marchio. Lì però entriamo, diciamo, in delle dinamiche europee, perché aspetta, fammi finire. Ti ho visto già cannone. Perché l'anno scorso l'abbiamo accorciato noi e nessun altro l'ha accorciato, e quindi abbiamo detto siccome nessun altro l'ha accorciato, allunghiamolo. Gli inglesi l'hanno fatto quest'anno e hanno detto no, riallunghiamo. Cioè, per poter chiudere il mercato all'inizio dei campionati bisognerebbe mettersi tutti d'accordo. C'è l'UEFA, al limite potrebbero trovare un tavolo per mettersi il problema d'accordo. è all'UEFA non sembra interessare questa problematica, sembra interessare. Ma allora cosa fa l'UEFA, scusami? Mi fai una bellissima domanda. Allora, il fatto del mercato che è diventato, ormai è stato spettacolarizzato, cioè nel senso molto male però per media, TV, giornali è diventato un grande evento, e quindi più sta aperto meglio guarda i cardi, perché la televisione, cioè perché i soldi che arrivano nel mondo del calcio vengono iniettati dal mondo dei media, della televisione, quindi la scelta di tenerlo a lungo aperto non è tanto in vantaggio delle squadre, tutte le squadre, anche i grandi club, sarebbero d'accordo ad accorciare il tempo del mercato, ma è per far contenti i media e chi inietta soldi. Ma come far contenti i media? Devi ammettere io allenatore, scusami, e questo l'ha fatto intendere anche Tudor, va bene. Dice, ma questo l'ha detto all'inizio di agosto, dice io c'ho sta squadra, stiamo andando, lavorando, eccetera, ma può darsi che i primi di settembre mi ritrovi con un'altra squadra. Ti sembra normale? A Tudor si rischia di, perché tralasciando poi le Fofana a Pezzella è sulla strada di Parma. Ha lavorato per 2 mesi con Pezzella esterno e adesso lo deve cambiare. Sì. Ma quante ore al giorno se ne parla di mercato? Quanti giornali si vendono? Troppe. Ho capito che fai il tuo gioco, che lavori anche tu, che lavorano tutti, eccetera. Però cerchiamo le cose un po' razionali, un po' logiche, un po' serene, un po' serie. Come perché sto calcio qui sta andando. Sovranazionale dovrebbe gestire la cosa e mettere una data univoca. È preoccupante che la UEFA non ne abbia neanche mai discusso. Un argomento. Se l'UEFA stabilisce i calendari delle coppe, delle competizioni, delle soste, perché non può stabilire anche il calciomercato in base all'inizio dei campionati? Io non pretendo che tutti i campionati comincino il tot giorno del tot mese, ma perlomeno che la settimana prima che cominci un campionato, che sia inglese, francese, tedesco o italiano, si dia lo stop al calciomercato, punto e a capo. Mi sembra una cosa ragionevole, e non credo che bisogna essere laureati a Oxford o a Harvard. Cioè il rischio è che noi ci troviamo domenica prossima Pezzella che ci gioca contro. Bravissimo. Ma io non penso che l'Udinese glielo dia, non penso che l'Udinese. Pensa una cosa, pensa se Pezzella ieri avesse firmato il gol partita. Sì. E poi magari l'Udinese a fine campionato si salvasse con un punto di vantaggio sul Parma retrocesso. Vabbè, poi tu da Magotelma qua. Io invece vorrei. No, comunque in ogni caso, Elio, mi dispiace, ma qua c'è una dichiarazione ufficiale in cui ci sono i contratti già pronti. Ma io non penso che tu stai inventando. Dai, per dare contro Adelio, dai. No, comunque io posso. C'è una domanda molto tecnica, che naturalmente non so quanti di noi sono in grado di rispondere, perché insomma sulla parte tecnica ci vorrebbe Tudor o per Paolo Marino, che salutiamo, o Giacomini, ma dicono, ma Pezzella se ne andrà, Fofana è sulla strada, in autostrada già, De Paul ha già fatto qualche chilometro, dice come possiamo, priva di 3 titolari a campionato iniziato, come fa l'Udinese? Credo che perché Wallace il sostituto di Pezzella l'hanno preso, e Sema arriverà. No, aspetta, Sema attenzione, Sema c'è è anche arrivato. Un giocatore
molto bravo secondo me, per quello che ho visto, che c'è già, che potrebbe prendere, che prenderà sicuramente il posto di Fofana, che è Wallace. Sì, quello che diceva Wallace è stato acquistato proprio probabilmente in ottica di una cessione in mezzo. Dietro anche. Poi sì, che prima si spera che prima o poi si recuperi. Ma secondo voi sono scusami, a Udine, sapendo che van via sta gente qua che non si sono coperti le spalle prima? Infatti mi auguro di sì. Per quanto riguarda Pezzella, Sema è arrivato, però almeno Marino ha detto chiaramente ieri arriverà anche un altro esterno, quindi sicuramente il mercato in diretto udinese non è chiuso. Ma si riferiva a chi controllava lo stadio da fuori. No, volevo finire. Visto che eri tu ieri con la radiolina che ascoltavi la partita, ho visto. No, mi pare che il sostituto si chiami Jacopo Bozzo, dalle indiscrezioni. Sulla destra però. Vabbè, lo adatta a sinistra, che si adatti un po'. Comunque, se ieri la squadra era similare a quella dello scorso anno a livello di uomini, tranne un centrocampista d'ordine che ha voluto il tecnico, 2 uomini, anche Beccao. E Beccao dietro, possiamo dire, perché è chiaro che al termine della prima giornata di campionato dare dei giudizi magari potrebbe sembrare affrettato e sono facilmente smettimili, ma su uno mi posso sbilanciare. Possiamo dire che abbiamo un allenatore serio? Esatto. Beccao ha fatto una trasformazione incredibile, cioè ragazzi, col Suttiro l'abbiamo visto e io francamente volevo nascondermi perché ha fatto 2 lisci da paura in Coppa Italia. Beccao dagli tempo. Poi no, aspetta, calma. Tudor in allenamento non sembrava contentissimo di Beccao. Cosa è successo? Banalmente, come ai vecchi tempi, Tudor ha preso Beccao in spogliatoio, lo ha carinamente catechizzato e ci ha ripagato con una prestazione da grande difensore. Invece io adesso vorrei toccare, per tornare a parlare un po' dell'Udinese, un altro argomento. Perché Beccao è della Juve, No, Udinese stadio, Udinese tifo, Udinese tutto. Allora, i tifosi ieri sono stati meravigliosi. Ieri c'è stato un tifo. Come sempre. No, ma ieri ancora di più. Ieri, guarda, senti, è stato un tifo. Ma ieri vedevano una squadra che ieri Elio si è esaltato, insomma. No, io dico che sentite ragazzi, non è che la smeniate. Cioè, voi non usa parole avete un'area distaccata da quello che personalmente no. Sì, no, molto che distaccata. Io ho fredda. saltato sulla poltrona. Sì, ieri, ma ascoltami nel giudicare le cose. Io ho visto la gente, quelli che erano intorno a me seduti, raggianti di gioia perché hanno visto non una cosa, una squadra che ha giocato e ha vinto in un certo modo. Ha vinto perché ha giocato. Adesso aspettiamo anche qualche conferma. Prima cosa, poi un'altra cosa, quest'anno non toccate il discorso abbonamenti, nonostante che è finito il campionato. Non cercare la polemica. È finito il campionato. Non cercare la polemica. Meno male che il polemico ero io. Il campionato dell'anno scorso deficitario abbiamo avuto allora diciamo le cose come stanno, per favore. Che gli abbonati sono 10.000. Ieri c'era il sold out, va bene, 25.000 persone. Sai quanti abbonati c'erano ieri? Sì. 10.000. Ma perché probabilmente saranno ancora in vacanza? No! Perché non ci sono stati quei 4.000 che avevano l'abbonamento a euro. Il Family e l'universitario, che quindi non possono vedere Milan, Inter, Juve. Sì. Ok, va bene, allora. Quindi, allora non farmi i discorsi di abbonamenti. Se vendi gli abbonamenti a 70 euro, è chiaro che fai 25.000 abbonati. Fra poco, scusa, vai lì, ti pagano loro. Ma scusa una cosa, noi abbiamo più bisogno degli abbonati. Ma va benissimo nelle partite, lo stesso, con partite normali, con squadre normali. Però diciamo le cose come stanno. Però i a 70 euro non vedevano le grandi squadre. Comunque ragazzi, io dico una cosa, rispetto all'anno prima che successe la stessa cosa, ci sono 1.000 rotti abbonati in più. Ma si sa che perché hanno aumentato la tariffa Family per 1.000 persone e infatti gli ha fatto 1.000 abbonati in più. Ma non è questo, ma non possiamo discutere di questo. Questo è un dato di fatto. Discutiamo invece di aver visto una bella Udinese, una bella squadra. È questo che voglio dire io. È questo che va sottolineato. Ora, io non so se sia casuale. Io penso di poter dire che non sia casuale. No. Sono perfettamente d'accordo. Cioè dici, vabbè, di fronte c'era il Milan, ti dà gli stimoli necessari e questo e quell'altro. No, questo può essere anche vero. Domenica c'è già un'altra prova verità. Però io ho visto come è stata messa in campo la squadra, è stata messa in maniera organizzata. E quindi il merito di chi è? Di Tudor.
Pensavo fosse di Io 8, gliel'ho scusate. detto in conferenza stampa, io la ringrazio perché Per 40 minuti di trasmissione non abbiamo ancora fatto i complimenti all'allenatore. No, io scusa, ieri la prima cosa che ho detto, se tu eri in conferenza stampa, gli ho detto non c'era Mero, non l'ho visto. Tu c'eri, l'hai certo. sentito. Io ho detto Tudor, complimenti, io la ringrazio perché oggi mi sono divertito. Sì. Basta. E poi gli ho chiesto di De Paul, basta. Io lo ringrazio, un allenatore ieri mi sono divertito, porca Visto miseria, che vogliamo posso dirlo o no? Sì, poi madonna. Con tutte le volte che abbiamo versato lacrime per l'Udinese, adesso, con tutte le volte che l'anno scorso abbiamo vinto piangendo perché abbiamo ottenuto anche delle vittorie molto discorso tecnico. E non è la stessa vittoria che abbiamo fatto 4 o 5 anni fa, non mi ricordo, con la Juve, a Torino con la Juve, dove è capitato un tiro e Terola per caso. La Juve ci ha preso a pallate per 90 minuti. È stata una partita giocata e dominata. Siccome tentiamo di fare anche un po' di formazione calcistica, domenica a sinistra chi gioca? Sì, ma Sicuri? Sicuro. Dopo solo una settimana di allenamenti è già pronto? Gioca Sema. Non è tu sei Pussetto? No. Ecco, Pussetto ieri fra tutti i positivi quello un po' meno brillante. Sì, però, perché ha fatto un sacco di chilometri. Si sacrifica tanto. Si è sacrificato. Ecco, la cosa che dobbiamo migliorare, l'ha detto Tudor in conferenza stampa, è sistemiamo la difesa, non prendere gol, la cosa importante, poi però dobbiamo lavorare sull'attacco perché dobbiamo infatti la produzione offensiva soprattutto se va via De Paul il vero problema. E io volevo lì arrivare. Io sognerei, ma come Lorenzo Petiziolle, attenzione, dico a titolo strettamente personale, sognerei un attacco composto da Lasagna e Nestorowski. Tudor ha detto che ci sarà prima o poi, quindi attendiamo fiduciosi. Ieri la mossa della vittoria è stata mettere De Paul e Nestorowski. Sì, attenzione. De Paul al posto di Fofana. Nestorowski è entrato, secondo me Tudor non si aspettava di segnare subito. Cioè il discorso era un po' però l'idea era quella di vincere la partita con quelli del cambio. Perché ha visto lo stato di fronte anche. Ecco. Con Nicola avremmo visto De Maio e tra De Maio e voglio dire che Tudor, bisogna riconoscerlo, ha letto bene la partita, anche coraggioso, quello che gli ha mancato agli altri allenatori. come se vi ricordate l'anno scorso a Milano, sempre col Milan, quando eravamo sotto 1-0 a San Siro, cosa fece? Mise dentro Cacca e un altro attaccante. No, perché voglio dire, nella testa di qualche allenatore magari fai 0-0 col Milan, difendilo 0-0, un punto, cominci bene. Di allenatori che abbiamo avuto negli anni scorsi era così. Esatto. Posso dire cosa scrive Andrea Ruffelli? Mi sembra di vedere in studio 2 o 3 persone non tanto contenti che l'Udinese abbia vinto. Si fanno meno visualizzazioni quando si vince. Allora, ma non l'ho detto io, non l'ho detto io. Vabbè, ma lui sta rispondendo, ma fallo rispondere. Rispondiamo. Dai, rispondete, che voi siete le 2 o 3 persone. Secondo me ha sbagliato canale questo. Sì, anche secondo me. Allora, noi siamo tutti contentissimi della vittoria. Si vede che della vittoria. Scusa, Cristian. Ma essendo giornalisti dobbiamo fare anche informazione e nella mattinata giornalisti da quanti anni? Io pochissimo, Stefano molti anni di io non lo dico. Lorenzo non stiamo neanche a dire. Dobbiamo fare informazione e ci sono scusami, adesso mi fa incazzare però. Cosa dobbiamo dire? No, benissimo, se va via De Paul mettiamo i tifosi in campo. No, diciamo che il Milan ha giocato contro il Milan, l'Udinese è stata straordinaria. L'abbiamo scritto, l'abbiamo detto. Cerchiamo di analizzare. Siamo alla 37, cioè ce ne mancano 37 di partite e dobbiamo pensare anche al futuro. Io sono super contento che l'Udinese ha vinto e ieri io, Lorenzo, Davide, Franco che c'era, abbiamo tutti esultato, ci mancherebbe altro. Scusami. Non fategli fare la fine del povero Stramaccioni. Ha fatto un'aggiunta al signor Ruffelli. Oggi è lei che sembra poco contento, io. Siccome ha detto 2 o 3, scusi, sai, io non mi mettevo di mezzo. No, è che però poi ho capito Ernesto, che lei parlava a livello fisico. Ernesto, appunto, la massa è quella. Però calma, no, una cosa devo dire io, perché ieri allo stadio ho incrociato un tifoso che si chiama Salvatore e ha detto che vuole bene a Bozzo, ma che a volte il disfattismo del friulano può essere la rovina del Friuli. Bravo. Beh, ha perfettamente ragione, però Ernesto, non essendo friulano, è di Londra, non c'è. In primis, in secundis, io credo che peggio del disfattismo ci sia il no son base, ok? E i programmi inesistenti. Detto questo, se il signor
Oh, cosa vuoi da me? No, guarda, tu sei cosa sempre hai, contento anche quando hai fatto 13 sconfitte di seguito. Borbo! Quella è stata incredibile. Io, se il signor Ruffilli seguisse il filologico di questa trasmissione che non nasce oggi, saprebbe che io prima di parlare aspetto. Lei è talmente ottimista sto signor Ruffilli che dice su con la vita, magari perdiamo la prossima. Ma sarà contento lei di perdere, noi siamo ben contenti di vincere. Io sono contento, se lo vuole sapere, ieri in piazza Variano ho fatto un balletto sulle musiche di Joe Cocker e tutta la popolazione di Variano ha visto il mio perizoma leopardato e devo dire la verità che hanno apprezzato molto e questo era sintomo di gioia. Oggi aspetto, perché è inutile che oggi mi metta a ballare sul tavolo. Ma hai cambiato il perizoma oggi? No, è sempre lo stesso se vuoi. No, oggi aspetto, sono molto contento, però aspetto, ieri abbiamo giocato molto bene, però c'è una variabile ieri importante, con chi abbiamo giocato. Voi dite tutti che il Milan è stato messo sotto dall'Udinese, io dico semplicemente che ieri il Milan era una squadra impresentabile. Ma io dico che è un 50-50 perché comunque ieri Tudor è stato bravo a ingabbiare l'avversario. Dall'altra parte, Elio, c'è un presidente che ha dichiarato il Milan è la squadra più blasonata del mondo e io mi aspettavo che almeno la squadra più blasonata del mondo a Udine tirasse in porta. Sì, vabbè, ma sono d'accordo. O che facesse almeno il solletico. Forse il suo presidente invece di dire noi siamo blasonati e le altre squadre italiane no, farebbe bene a pensare alla sua squadra presente. Posso tirare una freccia? Calmi, ragazzi, io mi aspettavo che oggi, andando un po' a rotoli, oggi dopo una giornata vissuta come diciamo può essere casuale, può essere tutto oggi la gente sì, bravo, oggi era da venire con le trombe perché la gente oggi si aspettava questo, va bene, la gente che ama l'Udinese di tutto. Siamo tutti felici, ma non bisogna ripeterlo 800 volte. Siamo a 37 punti dall'obiettivo. Mettimi Joe Cocker, dai che lo facciamo tutti. Siamo a 37 punti dall'obiettivo. Stinca il muso. Ma siamo calmetti, te va vissuta. Ma non ti vedo troppo calmo. Vissuta giornata per giornata. Parola, ma Elio, parola di Pierpaolo Marino, da lunedì e oggi mi pare sia lunedì, si pensa Udinese Parma, Udinese Milan finisce nel dimenticatoio. Non è esatto un cazzo, perché tu stai parlando da 37 minuti di Udinese Milan. Cioè, senti, a me, io vivo di riflesso di quello che è successo, ma che cavolo di discorso mi hai fatto? Scusa, giornalista, che cavolo di discorso mi hai fatto? Stiamo parlando di una gioia vissuta ieri e tu mi tiri fuori il discorso di Marino, quello discorso che riguarda la squadra, appunto e basta. Ciao. Allora, il commento giusto lo fa. Il commento giusto lo fa Gianluca che scrive: ma una figura femminile in studio? Ci vuole il gnocco, io l'ho sempre detto. Ma ce l'abbiamo. Dov'è? Elio. Comunque stia tranquillo, Elena torna tra poco. Elio è viscerale, io ti capisco che tu sia contento, entusiasta e tutto. Però nel calcio bisogna avere anche un po' di equilibrio. Nel senso, io sono il primo a dirti che mi piacerebbe che l'Udinese fosse così. L'ho detto anche Tudor. Viviamo di entusiasmo, questo ci dà una grande carica, ci dà a tutti una grande carica. Però dobbiamo già proiettarci alla prossima partita. Ma oggi è lunedì, noi tifosi non abbiamo le stesse esigenze che hanno i giocatori della squadra. Noi come tifosi tutta la settimana dovremmo vivere questo che è successo ieri. Altra cosa per tirare un po' l'acqua al mio mulino. Basta, ma l'hai detto, appunto, altra cosa per tirare l'acqua al mio mulino. Il calendario è importantissimo. Esatto. Sfidare il Milan alla prima giornata in quegli stati lì è stata una manna dal cielo, perché fra 2 mesi non saranno la stessa squadra. È una cosa per sminuire quello che ha fatto l'Udinese. Tudor l'aveva detto, in effetti è proprio così. Quindi. Allora ragazzi, meno male che è stata la prima giornata. Elio, non puoi dire che 4 anni fa abbiamo battuto la Juve? Sì. Non l'avremmo mai battuta alla 10ª giornata. Ci avrebbe fatto 20 vittorie di fila. Ha fatto 20 vittorie di fila. Una mentalità vincente. Ma non è una questione di ci adeguiamo alla nostra squadra, se proprio la vuoi sapere. No, ma io scusa. Il Milan ieri faceva pena. Voglio dire, l'Udinese è stata forte, ma il Milan ha fatto scusami, adesso siamo tutti felici e contenti che l'Udinese ha vinto e soprattutto ha dimostrato di essere una squadra. Si è capito che Tudor ce l'ha in mano. Esatto. Si è capito che Tudor sa metterla in campo. Esatto. Adesso ci saranno dei cambi, ma naturalmente ci saranno dei cambi programmati, perché io ho grande fiducia non solo in Tudor ma anche in Pierpaolo Marino.
Bravo. Ok, il quale ha già preso Wallace, va bene, prenderà Sam per l'esterno sinistro, va bene, e rimetterà le cose a posto. Poi naturalmente chi va e chi viene, Rodrigo De Paul va via, abbiamo già un altro Rodrigo, tra l'altro, che è Beccao, insomma, noi non ci facciamo mancare mica niente, quindi. Però tu non puoi pensare, cioè io lo vorrei pensarlo, ma vado cauto, non è una squadra questa per vincere il campionato, magari lo vincesse. Ma chi l'ha detto? Ecco. Io ho detto questa è stata una partenza giusta. Ma giustissima. Comunque Monia da casa ci scrive: Elio non ha fatto abbastanza chilometri in bicicletta. No, è meglio che smetta di andare in bicicletta e soprattutto che molle il bevi. No, mai bevuto, guarda, mi dispiace, ecco. Mai bevuto. Allora, io parlerei di qualcosa di interessante. Quando chiamiamo belle donne in trasmissione facciamo contento Gianluca che ci ha detto che non ne abbiamo. No, ragazzi, manteniamo un attimo di serietà. È solo agosto, arriviamo a maggio. Non siete seri solo quando perdiamo, non so, ho capito. Adesso abbiamo vinto, godiamoci questa vittoria, ma con serenità, con un attimo di aplomb, insomma. Adesso non voglio fare l'inglese perché c'è Bozzo, insomma. Vieni qua, ecco. Mio caro Però, Friends. insomma, ieri abbiamo visto una bella squadra che secondo me, lo ripeto, non ha fatto una prestazione occasionale. Secondo me è una squadra che ha nel suo DNA qualche cosa che ancora non è ben definito, ma qualche cosa di positivo. Ora, a dire che domenica vinciamo perché c'è il Parma, nessuno lo dice, perché nel calcio, ragazzi, bisogna essere cauti. Anche perché il Parma ha messo però in difficoltà le premesse per vedere una squadra, non dico di vincere questo o quell'altro, ma di vedere una squadra giocare. Io era qualche anno che non vedevo un Udinese così, posso dirlo. Sai cosa anche Lorenzo? Squadra che finalmente lotta su tutti i palloni. L'ho detto Tudor ieri, sono rimasto anche Tudor è rimasto stupito che questa squadra non molla mai. Non vogliamo illuderci, però è un dato. No, ma che ha visto, ricostituire ma che il ha visto gruppo anche. Però perdonatemi, scusami Mattia, io non vorrei andare tanto lontano, ma l'anno scorso, le prime due. Non posso parlare dell'anno scorso perché guardavo là io. le prime 2 giornate di campionato, io forse ricordo male, ma abbiamo fatto 4 punti. Ma non sono i 4 punti, siamo andati a Parma ed abbiamo meritatamente pareggiato e abbiamo spezzato le reni alla Sampdoria. Cioè, scusate, quindi non direi che l'anno scorso abbiamo iniziato male il campionato. No? Quindi io ribadisco, le basi ci sono, però c'è bisogno di aspettare. Non abbiamo giocato come abbiamo giocato ieri. No, non è vero. Con Velasquez le prime partite. Con la Samp bene. Abbiamo giocato bene, dai, ieri adesso. Ho visto una squadra più compatta. Ma tutto quello che vuoi. Ci sono, sai cosa, Ernesto, rispetto all'anno scorso, sono quei certi giocatori che avevamo anche l'anno scorso sono cresciuti. Questo ti posso dire Mandragora, che era Mandragora è miglioratissimo. L'anno scorso era un giocatore paradossale, cioè inguardabile a tratti. Scusate, ieri ha fatto una bella partita. Una grandissima partitona, anche se ha fatto un errore che poi ha rimediato alla grandissima. Ma anche Samir e Kong. Anche. Quindi se crescono quelli che l'anno scorso erano già buoni e possono diventare magari ottimi, allora sì che cambia la questione. Considerato pure la decadenza milanista di ieri, il Milan ha giocato sicuramente la sua migliore partita, ma quando tu trovi poi una squadra come quella dell'Udinese in fase difensiva, dove c'erano Ekong, Samir e Beccao, naturalmente poi supportati anche da alcuni rientri di Strigel Larsen dalla parte di Pezzarano, che non permette a gente come Piates, Castillejo, Suso di fare un tiro nello specchio della porta di Musso. Vuol dire che qualcosa di buono c'è, me lo consentite questo? Tudor è da difensore, avendo giocato nella Juve, che dice più o meno le stesse cose che ho detto a te, ti saltano addosso. No. Allora, forse c'è modo e modo di dire. Allora scusiamoci perché adesso siamo in chiusura, abbiamo detto quello che dovevamo dire, ok? Anche se tu l'hai detto in una maniera tutta particolare, al tuo solito, no, va bene. Vosso alla sua maniera, serenamente l'ha detta Stefano Pontoni, serenamente l'ha detta Mattia Meroi,
Davide Marchiol, un po' meno serenamente ispirato. Per fortuna che abbiamo ancora il nostro regista che vive vegeto e naturalmente prossimo papà, che noi risalutiamo, gli cediamo la linea perché questa puntata di Spazio Sport sull'Udinese si è conclusa. Naturalmente l'appuntamento è per lunedì prossimo alle ore 11. Ecco, stasera. E un in bocca al lupo di cuore all'amico Attilio Tesser che col suo Pordenone questa sera inizia il suo campionato di Serie B in casa e lo seguiremo. Grazie amici, buona settimana a tutti. Buon campionato. Ciao a tutti, buon Ciao. campionato. Spazio Sport. Questo programma è stato offerto dall'Hotel Sava di Rogasca, il